Professor Fabbro, con questo libro si lancia una sfida alle istituzioni, in particolare sul tema degli investimenti. Forse è questo il tema più importante su cui oggi si deve insistere per un rilancio del Friuli. Sicuramente sì, il primo tema è quello del rilancio degli investimenti attraverso un massiccio piano straordinario di investimenti nel territorio, nella riqualificazione, nella rigenerazione delle strutture territoriali, che sono vecchie, obsolete, energivore, poco qualificate, poco efficienti, e che determinano anche perdita di efficienza e di abitanti anche. E poi una riprogettazione, diciamo, istituzionale delle istituzioni del territorio tra regione e comuni per dotarci di istituzioni di area vasta capaci di progettare e di realizzare anche questa riqualificazione del territorio.